un po' di tristezza vedere l'albero qua davanti senza una singola foglia. E anche il fatto che dovrei andare a raccoglierle. Ma ops, sono a casa 2 giorni ogni 2 settimane, mica mi metto a fare lavoro di casa adesso. E poi sta piovendo. No dai, no dai. Ok, no, non piove, però c'è molta umidità. Giorni extra. 7. Sì, ho i capelli bagnati e la sciarpa e il cappotto. Sì. Ok, forse ho esagerato. Forse, ma non ne sono sicuro, forse. Ok. Sono nel nome del mio migliore amico e non potete capire quanto ho mangiato. Cioè, ho mangiato il giusto in realtà. Però facendo un po' di conti avrebbero sfamato 7 persone e abbiamo mangiato in 2 e basta. Adesso probabilmente ci sarà un pisolo e se mi sveglierò caricherò i video, se no non mi dispiace. Potrei avere dei problemini. Sì, questo è il quarto pacchetto. Vero che è il quarto pacchetto? Ok, forse dovrei smetterla. No. Ciao bambini, il mio nome è Fiocco e sono... lo vedete anche voi, sono un orso polare. Già proprio così vivo al Polo Nord tra ghiacci perenni e tuffi nell'oceano gelato. Vi domanderete cosa ci faccio qui? In verità no. Questa è una lunga storia che ha a che fare con un signore che voi conoscete bene. Vi dice niente il nome Babbo Natale? Ebbene, no. Sono qui. Ma che carini! Ma non so. Ciao! Ciao, cucciolo! Che belli! Voglio mangiarli! Ma che ok. Luna, saluta, sei su YouTube. Ma la Luna vuole stare su YouTube. Vero Luna? Infatti. Vedete com'è felice? Che battute fresche! Parlo dalla finestra, però come passa? Davvero l'ho preso in considerazione? Non ne so, scusate. Allora, buongiorno. Stamattina vado a fare una spesa perché c'è una cosa importante che mi interessa e mi è stato consigliato di riprenderlo perché sì, perché cioè, sapete, scusa, bisogna farlo, cioè fa viso a comprare le cose, no? Quindi comprerò qualcosa e mentre ve lo mostrerò cerco di non ammazzarmi con la macchina. E niente, non ho trovato ciò che volevo acquistare, quindi domani è Cyber Monday però. Quindi so dove comprarlo, probabilmente prendere a Vicenza. Così viaggio nei negozi di Vicenza. Sì. Figitus, abracadabra. Prestate attenzione a tutti. Me sono stanco, no, non lo faccio. Oggi non sono abbastanza magico. Però tranquilli, farò il prossimo volta che torno a casa farò Merlino. In macchina non posso farvi tanto. Cosa posso dirvi però? Ho fatto un pranzo in famiglia, sono stato molto contento, mi mancava vederli anche perché non li vedevo da prima di partire, sono veramente contento, anche perché poi ho una famiglia diciamo abbastanza numerosa, quindi è sempre bello riunirsi tutti, o almeno quasi tutti, con i primi cugini, i secondi cugini, i figli dei cugini, con tutti, è sempre divertente. Diciamo che il bello di questi pranzi qua è che c'è sempre un avanzo di cibo assurdo e ognuno poi si porta a casa qualcosa. Beh ragazzi, visto che devo fare una spesa ingente, se riesco a farla bene, per risparmiare risparmio sul cibo, prendo il cibo che mi hanno portato, cioè che è avanzato. Io tipo, non so, cioè tipo il pranzo per la cena per tutta la settimana. E c'ho anche i mandarini, io vi giuro, sono contentissimo di avere i mandarini. Vi giuro, mi sento veramente veramente bene dai mandarini. E stasera mangio una torta, una specie di torta tipica di Parma che si chiama pattona
ed è fatta con la farina di castagne. Io vi giuro, è buonissima. Non ha un gran colore, anche perché cioè, sapete, le castagne sono marroni, ma la farina con l'acqua cioè, diventa marrone, quindi più di tanto non ve posso dire. È buonissima e vi giuro, cioè vi faccio la reaction in diretta. Cibo. Mamma! E sarà tutto così per tutta la settimana più o meno. Fame! Assaggino di patona. Finito? Raga, questa settimana i letti non vi faccio vedere come li faccio per il semplice fatto che non ce li hanno disfatti. Di conseguenza non c'è nulla da rifare. Sì, potrai sfar giù le coperte e tutto, però no, sono stanco. Cioè, c'ho mal di testa. Vedere se monterò il video, però lo pubblicherò, ma nulla di più. Buonanotte.